Bene, eccoci tornati in studio. Allora, altro spazio diciamo dedicato a questo percorso verso il voto di domenica e lunedì. Ermanno, adesso abbiamo un candidato di Democrazia Sovrana Popolare, il movimento che fa capo a Marco Rizzo, che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa, candidato presidente, una realtà nuova anche qui per il Veneto. Certo, certamente, e naturalmente vogliamo sinteticamente questa sequenza di ospiti che abbiamo, vogliamo arrivare a quelle che sono le necessità, le urgenze del Veneto e torniamo sul discorso della sanità. Allora, sanità del Veneto vuol dire medici che se ne vanno, diciamo, infermieri e altri operatori sanitari che non ci sono e non vogliono venire, se vengono dall'estero, ma i nostri, diciamo, laureati, i nostri diplomati se ne vanno altrove perché gli stipendi sono bassi, non solo, ma tutta l'organizzazione, c'è un contenzioso tra quello che è la sanità pubblica e la sanità privata. Si sta andando verso il privato, cioè nonostante che le persone paghino le tasse, naturalmente c'è la volontà di farli andare nelle cliniche private perché spendano i loro soldi per nulla. A voi, a lei, allora, la nostra ospite che è Patrizia Caproni, certo. Patrizia Caproni ci risponderà a questo intervento. Sì, certo. Allora, la questione della sanità che sta scivolando verso il privato si trova in Veneto come anche in tante altre regioni. Diciamo che lo ha fatto in parte per sopperire a una carenza del pubblico, però non può essere questa la risposta. Noi siamo convinti che dobbiamo mantenere una sanità pubblica che funzioni, che sia forte, perché oggi sappiamo che per prenotare una visita specialistica appunto il cittadino è costretto ad andare dal privato proprio perché altrimenti dovrebbe aspettare anni, però non può essere la risposta andare dal privato perché la sanità come la scuola sono dei servizi che devono rimanere in capo al pubblico, deve essere lo Stato a dare una guida, una direzione per garantire questo servizio a tutti, altrimenti lo scivolamento verso il privato rischia appunto di essere uno scivolamento che permette solo a colui che ha i soldi di curarsi, a colui che ha i soldi di istruirsi e va a togliere completamente il fondamento dello Stato. Qual è la questione più grande però che sta a fondamento di questo ragionamento? La questione delle risorse. Noi cerchiamo di unire i puntini. In questa campagna elettorale abbiamo parlato tanto di politica estera, qualcuno ci ha detto parlate del Veneto, ma oggi è inevitabile fare questo ragionamento perché mancano le risorse alla sanità, perché il punto è questo di base. Perché mancano le risorse? Perché non si vogliono prendere da altre parti e perché casualmente, o non tanto casualmente, in un giorno si trovano 800 miliardi di euro per le armi, ma in anni e decenni non si sono trovate le risorse per la sanità che riguardano poi andare a fare dei ragionamenti anche sulle scuole di medicina, andare a fare dei ragionamenti sulla formazione. Le risorse le hanno trovate quando c'è stato il Covid, abbiamo miliardi di spesa di vaccini che non sono stati mai utilizzati, né saranno mai utilizzati, non solo. C'è da domandarsi se quei vaccini avevano l'efficacia che ci hanno promesso. Quindi quando è il momento giusto la politica i soldi li trova anche nella sanità, magari quella sbagliata. Prego. Sì, no, mi ricollego assolutamente a questa questione che è centrale, è centratissima, perché è vero, diciamo che per le emergenze costruite come la guerra adesso o come il Covid che fu, traduco cosa significa costruito, significa che quando poi l'industria farmaceutica, che sappiamo oggi essere economicamente importantissima, lo era già prima, ha messo le mani sulla faccenda del Covid, tutto è diventato più una faccenda economica che sanitaria. Noi come partito nasciamo in epoca pandemica perché abbiamo fortemente criticato quella che è stata una violazione delle libertà costituzionali in nome poi alla fine di interessi economici, quelli delle grandi case farmaceutiche. Non a caso non conosciamo ancora i contenuti di quei famosi SMS che la von der Leyen avrebbe ricevuto. Io lo trovo scandaloso, parliamo di miliardi di euro dei cittadini europei
e l'Unione Europea, come fossimo all'ultima bocciofila, dice che il contenuto degli SMS dati al capo della Commissione Europea non si possono conoscere. È questa la politica? La scuola. Noi abbiamo un problema molto importante perché la scuola è in crisi, perché gli allievi sono cambiati, perché ci sono molti figli di immigrati che parlano italiano ma spesso non comprendono, non hanno la familiarità con la lingua, e naturalmente i docenti, quindi gli insegnanti, i maestri eccetera, si trovano in difficoltà perché hanno una classe variegata, di conseguenza non hanno possibilità di insegnare in maniera tranquilla e lineare. Prego. Sì, allora io oltre ad essere politica sono anche insegnante, quindi è un tema che conosco bene, e faccio anche qui una premessa, proprio per il discorso che facevo prima, di inquadrare soluzioni magari più a breve termine in una cornice di mondo più complessiva. La questione dell'immigrazione ha una radice ben precisa, parliamo dell'Africa perché comunque è il luogo anche più vicino a noi e le provenienze più ampie. Noi, il nome del nostro partito è Democrazia Sovrana Popolare, riprende l'articolo 1 della Costituzione e parla di sovranità. L'Italia ha perso la sua sovranità delegandola a un'Unione Europea che se ne fa un baffo della sovranità dei cittadini europei, ma la stessa cosa succede in Africa. Gli africani non hanno sovranità. Se pensiamo solo che la Francia oggi guadagna miliardi di euro sul cambio franco-francese che è rimasto obbligatorio nella Francafrique ed euro, perché obbliga gli africani a cambiare i soldi nelle loro banche. Basterebbe cambiare in un giorno quella cosa lì e sicuramente ci sarebbe tutto un numero importante di persone che non vengono più in Italia, non hanno voglia di venire. È ovvio che quando arrivano qui abbiamo più considerazioni, la scuola, ovviamente insomma, se nascono i bambini vanno a scuola, abbiamo i lavoratori che accettano stipendi molto più bassi abbassando lo stipendio generale e abbiamo quelli che non trovano una collocazione che vanno a delinquere. E la società italiana si trova con questa emergenza. Arrivo alla scuola, non volevo eludere la domanda, però è necessaria una cornice di questo tipo. La scuola chiaramente diventa uno specchio di una società cambiata e cambiata in maniera rapida, senza una riflessione politica culturale su ciò che è avvenuto. Quindi ci troviamo con pestaggi, baby gang, dove non ci sono solo stranieri ma ce ne sono, ci troviamo con le stazioni che diventano luoghi invivibili, ci troviamo con le persone che alle 10 di sera da soli non escono perché hanno paura di essere scippati, ci troviamo con le scuole che hanno appunto un alunno non madrelingua italiana che costringe quindi a fare dei ragionamenti educativi e formativi diversi. Quindi riguarda la scuola ma riguarda tutta la società. Cosa facciamo? Ci sono le misure a breve termine, la sicurezza. Nella scuola bisognerà fare dei ragionamenti, non lo so, complicati ma seri, come magari implementare l'insegnamento della lingua italiana per i gruppi dedicati che non conoscono la lingua italiana. Io non lo trovo folle questo, anzi lo troverei produttivo. Però a lungo termine il ragionamento che facevo prima, noi siamo ipocriti, abbiamo il centro-sinistra che parla di inclusività e accoglienza quando appoggia Macron che con l'Africa fa quello che vuole e ci guadagna i miliardi. Abbiamo il centrodestra che ha proposto soluzioni molto di chiusura, però poi in realtà se questo è il problema mondiale non riesce ad arginarlo effettivamente. L'altro aspetto è l'autonomia del Veneto. Veneto è sempre stata a suo tempo un impero, perché Venezia era il capostipite di una economia praticamente la migliore d'Europa, ma il Veneto oggi, dopo l'unità d'Italia, soffre naturalmente di una economia limitata. L'autonomia può dare una svolta a quella che è l'economia del Veneto? Allora, ritorno ad ampliare il discorso perché la domanda è ovviamente interessante. Storicamente il Veneto, il sentire autonomista del Veneto è storico effettivamente. La Repubblica di Venezia ha lasciato tanto a livello di cultura e di identità. Però se noi vogliamo parlare di autonomia ritorniamo a parlare di sovranità.
se l'Italia in questo momento non ha sovranità, basta vedere le manovre finanziarie, i paletti che l'Unione Europea pone oggi all'Italia sono talmente stringenti che le manovre finanziarie sono centimetri a destra o centimetri a sinistra. L'Italia non decide praticamente quasi più nulla. L'Unione Europea è servita alle grandi multinazionali, all'alta finanza, del cittadino europeo non frega nulla. Allora, che autonomia può cedere al Veneto l'Italia se non ha sovranità? Noi diciamo sempre, non c'è autonomia senza sovranità. Detto questo, io ho sentito appunto in questa campagna elettorale fare ragionamenti di come il Veneto potrebbe però rapportarsi direttamente con l'Unione Europea, ma allora capiamoci, se noi avvalliamo e siamo d'accordo sulle politiche che sta portando avanti l'Unione Europea, appoggiata da un panorama abbastanza variegato di partiti, sia di centrodestra che di centrosinistra, allora penso che il Veneto non voglia l'autonomia che tanti veneti intendono, perché oggi l'Unione Europea sta, ripeto, sostenendo multinazionali che schiacciano e mangiano la piccola e media impresa, che è il tessuto produttivo del Veneto, se non erro. La schiacciano perché le multinazionali pagano il 15% di tasse in Olanda e nessuno dice nulla. Sempre l'unica risposta che io sento dare dai politici anche che si candidano a questo giro di campagna elettorale è: ma ormai il mondo va così, non possiamo farci nulla. Il problema vero è questo, che oggi la politica è asservita a questa economia iperliberista che non solo non dà più risposte ai cittadini, perché magari 40 anni fa era un'economia che faceva girare il mercato, ma sta schiacciando il tessuto produttivo, l'identità. Andiamo a Padova, a Verona, a Vicenza, le città si assomigliano tutti, i negozi delle piccole e medie imprese sono costretti a chiudere, arrivano i franchising delle multinazionali, si perde identità sotto tutti i profili. Allora, il Veneto vuole un'autonomia legata all'Unione Europea? O vuole un'autonomia legata alla sovranità italiana? Questa è la domanda. Ma se l'Italia non ha sovranità, scusi, la risposta deve darla lei. Lei che autonomia vorrebbe o non la vorrebbe? No, noi diciamo sempre che di autonomia in Veneto si può ragionare, ma prima bisogna riprendersi la sovranità italiana. Fino a che l'Italia non ha una sovranità, noi contestiamo fortemente, come è chiaro ormai dalle parole che ho detto, la politica che porta avanti l'Unione Europea. Quindi in questo momento il Veneto, per avere autonomia, deve battersi per la sovranità italiana. Poi ragioniamo sull'autonomia del Veneto. Voi vi batterete per l'autorità italiana? Per la sovranità italiana, per riacquisire una sovranità in Italia. Ho capito. Bene, grazie del suo intervento e naturalmente diciamo ai nostri telespettatori di andare a votare e che scelgano ovviamente quelli che hanno avuto maggiore imprinting. Grazie. Grazie a lei. Grazie allora a Patrizia Caproni, grazie per essere stata qua con noi, candidata di Democrazia Sovrana Popolare, il partito che propone Marco Rizzo come candidato presidente della Regione Veneto. Grazie per essere stata con noi. Grazie. Per i nostri telespettatori ancora un break di pubblicità, poi torniamo subito, tra poco.